Buongiorno professor Stefano Lazzer, Buongiorno. Coordinatore del corso di laurea di Scienze Motorie dell'Università di Udine. Come amministrazione comunale di Udine abbiamo inteso fare parte pregiata e qualificante del nostro programma e della nostra azione il fatto di dedicarci alla terza età o comunque agli ultra 65enni, che nel comune di Udine sono il 24% circa. E pertanto una grande quantità di popolazione che forse non riceve tutti gli input per quel che riguarda l'educazione motoria o comunque tutto quello che è il programma di promozione dell'invecchiamento, fra virgolette, dell'invecchiamento attivo e tutto ciò che noi possiamo fare per la prevenzione dell'invecchiamento. Pertanto il focus dell'attività dell'amministrazione comunale rivolta alla cosiddetta terza età è quella di pensare anche a un benessere fisico, che può essere anche uno strumento poi che ci permette di raggiungere anche un benessere morale e psichico. In quest'ottica il Comune di Udine ha pensato di rivolgersi al corso di laurea di Scienze Motorie, da lei coordinato, e le voglio chiedere se abbiamo fatto bene a rivolgerci a voi come interlocutori e promotori delle azioni che noi vorremmo venissero realizzate sulla nostra popolazione anziana. Io vi ringrazio per questa proposta e per partecipare a questo progetto, e mi sembra un'ottima idea. Ho la fortuna di coordinare da qualche anno il corso di laurea in Scienze Motorie, un corso di laurea che prepara i professionisti del movimento. Effettivamente sì, sono le persone ideali per cercare di occuparsi della promozione dell'attività fisica alle persone anziane, ma non solo, anche alle persone, ai ragazzi, ai bambini, agli adulti, eccetera, perché la formazione, che comprende comunque un percorso di 3 anni accademici, è tale da poter dare a questi ragazzi le basi della fisiologia, di come funziona un corpo umano e anche della promozione, della preparazione fisica di queste persone. E quindi diciamo, oltre a ringraziarvi per la proposta, ma mi sembra un'idea ottima in quanto mettiamo in campo forze giovani e preparate per cercare di aiutare queste persone anziane a riprendere in mano il proprio corpo e a muoversi nel modo più corretto possibile. Quindi grazie mille per questa iniziativa. Senta, se lei mi permette, siccome abbiamo anche formalizzato un protocollo d'intesa con l'università, che è una delle strutture, diciamo, di punta più qualificanti della nostra città, e in qualche modo il faro che deve illuminare alcune azioni o comunque insomma ispirare l'agire e l'operare della nostra amministrazione, volevo chiedere se ci fa un piccolo, non voglio fare lo spot su Scienze Motorie, però credo che le attività e le istituzioni di qualità che abbiamo nella nostra città vadano in qualche modo valorizzate, e se può dirci qualcosa riguardo a quanti studenti avete, come funziona, che affluenza c'è, quanti vengono da fuori, e insomma se ci può dare un po' uno spaccato sintetico di quella che è facoltà di Scienze Motorie, facoltà, un vecchio modo di dire, ma che rende più l'idea alla maggior parte di noi, come sta andando nella nostra città, come vi trovate, se avete l'ospitalità adeguata e qual è l'affluenza e la richiesta sul mercato, fra virgolette, nazionale. Io la ringrazio per questa opportunità di parlare di questo bellissimo corso di laurea in Scienze Motorie, che al momento prevede circa 120 immatricolati all'anno, però ci sono più di circa 300 domande all'anno, quindi c'è una bella selezione all'inizio. Abbiamo attualmente circa 300 iscritti alla triennale, con un percorso formativo che prende sia la parte teorica per dare la base di come funziona il corpo umano e quindi far conoscere a questi ragazzi come funziona il corpo umano, dalla fisiologia alla biologia all'anatomia eccetera, e anche una parte pratica che consente a questi ragazzi di apprendere i modi, le tecniche, le metodologie dell'allenamento nelle varie fasi della vita, dal bambino all'adulto, all'anziano eccetera, cercando anche di capire quali sono le metodologie migliori per poter far imparare a queste persone alcuni giochi, ma non solo, anche semplicemente il muoversi. L'altra cosa carina è che abbiamo anche introdotto a partire dal prossimo anno un nuovo corso di laurea magistrale
nuovo corso di laurea magistrale che prevede la formazione di laureati magistrali in scienze delle attività motorie preventive adattate specializzati proprio su tutte quelle persone che hanno patologie croniche stabilizzate, diabetico, obeso, patologie cardiovascolari, eccetera, ma stabilizzate, che queste patologie ci sono e quindi queste persone vogliono riprendere in mano la propria vita e riprendere un percorso di attività motoria sotto la guida di persone qualificate. Bene professore, allora le cose che ci ha detto sono molto interessanti, perché ci rendiamo conto che Scienze Motorie può fare del bene, aiutare non soltanto la popolazione anziana che risiede nella nostra città e insomma, della nostra comunità, ma anche tutte le persone che hanno patologie croniche invalidanti, che sono moltissime, e che potrebbero fare della rieducazione fisica o comunque dell'educazione motoria uno strumento di perseguimento del benessere. Quindi questo è una cosa per noi molto importante, e grazie di avercelo fatto sapere. Grazie a lei.